Siamo con Marino Finozzi, Presidente del Consiglio regionale del Veneto. Allora, Presidente Finozzi, il Consiglio regionale del Veneto è un'eccellenza per quanto riguarda l'e-democracy e si sta impegnando moltissimo in questo tema. Veramente, a livello pratico, come pensa che possa la nuova tecnologia aiutare la democrazia? Quindi la partecipazione dei cittadini attraverso i social network, attraverso tutte queste modalità di interazione come ha appena detto lei nel suo discorso inaugurale. Beh, si sa che stiamo andando sempre più velocemente verso un'applicazione del federalismo fiscale. Il primo vantaggio del federalismo fiscale, a mio giudizio, è l'avvicinamento dei centri decisionali al cittadino, quindi il cittadino ha la possibilità di interloquire con chi decide in maniera più diretta e più precisa. Quali strumenti per agevolare questo contatto? Beh, credo che l'e-democracy possa essere uno strumento importante perché oggi gli strumenti che sono messi a disposizione attraverso questa tecnologia permette a qualsiasi cittadino di partecipare all'attività di programmazione della regione stessa. Terzo Veneto, il grande contenitore di tanti strumenti con i quali appunto la regione interloquisce non solo con i cittadini ma anche con gli enti locali. Il progetto presentato oggi è un progetto che permette di creare una rete dove ognuno può dire la sua sui progetti di sviluppo della regione, ma anche su progetti a livello più basso, a livello di enti locali come province e comuni. Quindi crediamo di dare la possibilità al cittadino di non vedere la politica lontana dal territorio, ma avvicinarla e far sì che la politica non sia così una cosa oscura e lontana come sembrerebbe. Una rete di relazioni quindi non solo per la partecipazione dei cittadini, ma proprio anche per una condivisione delle informazioni. Quindi in questo senso nuova tecnologia e internet come agorà, come piazza virtuale, possiamo dire così, è corretto secondo lei? Beh, è naturale che sempre più troviamo nelle famiglie questo importante strumento, cioè un collegamento ad internet per tutte le attività che ogni famiglia, dal giovane studente alla necessità di avere informazioni che ogni famiglia ritiene di avere. Quindi attraverso questo strumento noi riusciamo a capire se ciò che la Regione promuove come iniziative sono delle iniziative sentite dalla gente, sentite dal territorio o magari non avendo questa capacità di percepire la sensibilità di questo territorio stiamo andando verso una strada che non è quella che il territorio necessita. Quindi ecco, questa è la grande importanza, avviciniamo la gente a quei luoghi deputati a decidere. Ecco, la ringrazio Presidente, spero che attraverso anche la multimedialità o dei video, dei documentari, in questo senso noi possiamo pubblicizzare molto di più queste attività per avvicinare i cittadini e per diciamo, convincerli ad utilizzare questi mezzi, anche i social network, all'interno di Civil Life e di questi progetti che stiamo presentando. Quindi la ringrazio, se ha qualcosa da aggiungere. Grazie a voi e buon lavoro. Buon lavoro.